Buonasera da Marco Angileri, semaforo verde, parte F Motori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Inizieremo con il focus sulla gara del Trofeo Nord-Est di Trial che si è corsa domenica 29 maggio a Paluzza. E poi assieme a noi per parlare di rally in collegamento avremo il pilota Matteo De Sabata e nella seconda parte ai nostri microfoni Fabio Scarsini, il gestore della pista di Tolmezzo. Domenica 29 maggio a Paluzza in Carnia è andato in scena il secondo dei 6 appuntamenti stagionali del Trofeo Nord-Est di Trial organizzato dal Motoclub Carnico del presidente Emanuele Prisco. Circa 80 i piloti in gara provenienti da tutto il Triveneto a sfidarsi in una giornata di gara resa complicata dalla pioggia scesa per buona parte della mattinata. 8 le zone di gara allestite in località Torre Moscarda, storico manufatto risalente al XIII secolo, di cui 4 dislocate a margine del torrente But ed altre 4 preparate nella zona di Sottobosco a lato della strada statale. Vittoria nella TR2, la classe regina per il 19enne pilota di Longarone, Valentino Feltrin, in forza al Motoclub Lazzate, che ha chiuso la sua giornata di gara in testa con 42 penalità. Secondo gradino del podio per il pilota udinese del gruppo sportivo Fiamme Oro, Giacomo Brunisso, subita con 50 penalità totali. Completa il podio il pilota di casa Luca Craigero del Motoclub Carnico su TRRS con 70 penalità, seguito dal fratello Adam Craigero al quarto posto con 84 penalità. Quinta posizione per il tolmezzino del motoclub organizzatore Gabriele Agostinis su Montesa che termina la sua gara con 100 penalità. Nella TR3 altro successo per i colori di casa con Terry Craigero che conquista la classe con 32 penalità tra gli applausi del pubblico amico. Nella TR3 Open successo per il tarvisiano del motoclub carnico Giampaolo Concina che firma la vittoria mettendo alle sue spalle 14 avversari. Alessandro Ferrari del motoclub Valpolicella conquista la TR4, Gilberto Bortoli porta a casa la vittoria in classe TR4 Open con il terzo posto di Giulietta Treu del motoclub di casa. Tiziano Girelli del Triascaligero fa sua la TR5, Mattia Zambarda del motoclub Valle dei Laghi mette tutti dietro nella Vintage. Tra i giovanissimi Leonardo Dainese conquista la Mini Trial A, Sebastiano Dainese vince la Mini Trial C, Luca Anastasia Vavessi è il primo della Mono, mentre Tony Viero conquista la Mini Trial Entry. Un ritorno positivo del Trial in Carnia dopo lo straordinario evento dello scorso anno con il campionato del mondo di Tolmezzo. Quest'anno ci siamo dedicati per i piloti del nostro territorio, quindi per prendere anche un momentino di respiro dopo un impegno così grande. Abbiamo cambiato location, siamo a Paluzza. E abbiamo appunto dedicato una manifestazione ai piloti del territorio con il trofeo Trial Nord-Est, una cosa comunque carina, in un ambiente, in un contesto molto molto bello che si presta molto al trial in una nuova località appunto per il motoclub carnico. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, nonostante essendo Nord-Est Italia appunto abbiamo avuto un riscontro buono perché siamo comunque lontani per la maggior parte dei piloti, ma quasi un'ottantina di partecipanti che è un ottimo risultato, per noi siamo contenti. Prove molto tecniche queste? Sì, prove molto tecniche, un po' sul bagnato, i sassi sono molto scivolosi, però bella gara. Sono partito che era asciutto, quindi chi è partito prima magari ha avuto un po' più di vantaggio, ma piano piano tutte le zone stanno diventando sempre più difficili e i prossimi giri saranno più complicati per tutti. Come sta andando il campionato italiano? Il campionato è iniziato abbastanza bene, la prova di Pietramurata del 29 aprile mi sembra è andata abbastanza bene, ho iniziato il primo giorno nella nuova categoria, quindi era un po' più complicato, un po' più difficile tutto e ho concluso 12°. Il secondo giorno di gara invece ho concluso in 10ª posizione, migliorando la domenica e essendo più vicino alle posizioni di vertice, e per questo sono abbastanza soddisfatto. La prossima gara sarà il prossimo weekend vicino a Macerata e speriamo di far bene.
Si chiama Centro Estivo 360 Gradi Experience, l'opportunità che il Comitato Regionale della Federmoto del Friuli Venezia Giulia offre ai giovani centauri. Il corso in programma dal 13 al 17 di giugno si tiene al crossodromo di Cordenons ed è aperto ai ragazzi con fascia d'età dai 7 ai 16 anni. Sono ammessi un massimo di 20 mini piloti che nell'occasione potranno migliorare la loro conoscenza della moto e delle tecniche di guida in un percorso da cross in assoluta sicurezza. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi in moto, abbigliamento e protezioni proprie. È necessario avere la licenza FMI 2022 e il certificato di attività sportiva non agonistica. Per informazioni contattare il numero 347 2213 355 oppure spedire una mail a junior-fvg@federmoto.it. Buonasera al nostro ospite Matteo De Sabata, si parlerà ovviamente di rally assieme a lui. Bentrovato. Ciao a tutti. Matteo, partiamo parlando della tua ultima gara, il Piancavallo, gara fortunatamente asciutta. Com'è andata? Allora facciamo un po' una sintesi di quella che è stata la tua gara nella destra tagliamento. Allora, macchina nuova, gara nuova, perché in 20 anni di licenza non avevo mai fatto il Piancavallo, quindi spero di portare un bel tempo e di essere io uno di quelli che ha portato fortuna per quanto riguarda il tempo. Macchina super positiva, mi è piaciuta da subito, qualche problemino di gomme, come tanti che ancora oggi non abbiamo capito bene dove stava e vedremo. Senti Matteo, allora, differenze sostanziali, tu hai avuto una bella esperienza con l'aspirato, cioè parliamo della Peugeot 208 R2B, un 1600, 4 cilindri, 190 cavalli grosso modo, adesso con il nuovo modello, l'Erede, possiamo dire, in questo caso una 3 cilindri, 1200 turbo, 208, 209, 210 cavalli, è cambiato lo scenario. Chiaramente qual è stato il tuo primo approccio in considerazione della tua esperienza con la macchina vecchia, diciamo, la 208 R2B? Allora, io ho avuto l'occasione di provare in pista qualche mese fa e non avevo capito granché. Al Piancavallo, pronti via così allo shakedown, l'ho provata per la prima volta sulle strade asfaltate e mi è sembrata già da subito una macchina diversa. Uno per lo stile di guida e due anche chiaramente il motore essendo turbo. Quindi ho avuto un momentino di crisi iniziale, però devo essere sincero, mi sono trovato quasi da subito con la macchina. Ecco, la differenza più sostanziale a tuo avviso qual è fra le due? Beh, sicuramente la parte bassa del motore, quindi l'uscita dei tornanti e molto anche nell'assetto. Diciamo che la vecchia era più una forma di go-kart, questa è molto più morbida come guida e quindi bisogna più che altro abituarsi a quello. Ecco, spieghiamo agli amici a casa perché con la vecchia 208 R2B, un 1600 aspirato, lì i giri bisogna tirarli su, bisogna farla cantare, parliamo di 7-8 mila giri nella normalità. Qua invece cambia totalmente perché il turbo ovviamente dà un regime totalmente diverso, è più o meno al 50% rispetto a prima. Sì, ti dà la sensazione di non far strada quanto con l'aspirato, però realmente i tempi parlano in maniera diversa, quindi quando cominci a starci sopra capisci che invece la percorrenza anche in curva e tutto è molto diversa. Ecco, a tuo avviso è superiore, a detta di chi poi come te ha provato sia il modello precedente che questo, ha detto forse c'è uno scalino in più. Ma secondo me ha uno scalino in più in determinate situazioni, però anche la vecchia secondo me ha delle qualità che oggi la nuova non ha, quindi secondo me il fatto che siano state messe nella stessa categoria non la ritengo una decisione giusta, però diciamo che ci potrebbero essere delle prove speciali dove sei avvantaggiato con una o con l'altra. Beh, bisogna anche però capire di cercare di compattare un po' le classi, se no diventerebbe un po' troppo, come dire, poche vetture in tante classi, questo forse viene meno anche per il raffronto fra i vari piloti, però diciamo che ci può stare la vecchia, la R2B con la Rally 4 a mio avviso. Ma io ad oggi non sono ancora convinto di questo, però anche perché secondo me poi la moda porta ad andare sul nuovo piuttosto che sul vecchio. Penalizzare una macchina comunque molto valida come l'R2 vecchia
che già proprio noi la chiamiamo vecchia, ma così vecchia non è. Infatti. Delle potenzialità. Probabilmente ho sentito vociferare di un cambio il prossimo anno, tornare alle vecchie origini, quindi me lo auguro, anche perché chi magari ha la vecchia fa più difficoltà a noleggiarla che la nuova, quindi mi spiace. Bisogna passare effettivamente anche a coloro che hanno il parco macchine da noleggiare, giustamente bisogna anche, tra virgolette, farle girare, anche perché in questi periodi sicuramente tutto diventa più difficile. Tornando al Piancavallo, qual è la prova che hai affrontato, visto che eri all'esordio su questa competizione, Rally Piancavallo, qual è la speciale che ti è piaciuta di più? Devo essere sincero, il Piancavallo mi ha colpito molto perché veramente c'erano delle strade che non avevo mai fatto, non solo le prove speciali. Quindi la prova di Campone mi è rimasta molto nel cuore. Mi è piaciuta da subito, dalla prima volta che ci sono passato. La Barcis io l'avevo fatta nel 2006, sono sincero, quindi comunque si parla di 16 anni fa e non me la ricordavo proprio. Eri un giovanissimo al tempo. Ero alle prime armi. Con che vettura quella volta? Ormai sono passati tanti anni, te lo ricordi almeno? Da 106 gruppo A. Beh, gruppo A, perciò non eri messo male, diciamo, per essere all'inizio. No, era la prima volta che guidavo una macchina con il cambio sequenziale, quindi è stata un'esperienza. Mi navigava un amico per la prima volta, Matteo Spinello, è stata una bella esperienza. Termina qua la prima parte di F Motori, noi ritorniamo dopo la pubblicità, sempre con il nostro ospite. Seconda parte di F Motori, il motorsport raccontato su Telefriuli. Siamo assieme a Matteo De Sabata, con lui parlavamo prima della differenza tra vecchia, chiamiamola così, 208 R2B, la nuova, la Rally 4, e la sua avventura nel Rally Piancavallo, era l'esordio. Prossima gara, visto che tu dovevi iniziare, come tanti altri, il percorso dal Bellunese per il Rally di zona, quarta zona, la prima che poi doveva essere la seconda è stata il Piancavallo, adesso l'appetito vai mangiando perché devi completare almeno il trittico. Allora sto aspettando con ansia il Rally della Camia, ritengo una delle più belle gare che ci sono e voglio rifarmi un po' di questa sfortuna al Piancavallo, e quindi sicuramente ci sarà il Camia e poi chissà, dipende come va il Camia, nel programma c'è l'Altirentana. Sempre chiaramente con la stessa vettura, perché il programma è completo con la 208 Rally 4, immagino. Sì, l'idea è proseguire sia con la stessa vettura che con la stessa navigatrice. Ecco, lo diciamo che è la stessa navigatrice perché ormai hai diverse gare all'attivo con lei, mi sembra. Sì, ormai è un po' di anni che corriamo assieme, finché mi sopporta la voglio con me. Allora, te hai provato anche diverse vetture, ti ricordo anche con la DS3, R3 mi sembra, turbo in quel caso. Tornando indietro, qual è la vettura che magari avresti voluto utilizzare di nuovo con più fortuna? Beh, sicuramente la DS3 è stata una macchina, secondo me, poco capita nel mondo dei rally, perché è molto simile alla 208 di oggi, aveva veramente un assetto, un motore splendido. Rimango comunque legato alla Clio Gruppo A, che è intramontabile, quella è chiaro, però la DS3 ad oggi mi piacerebbe, sarebbe una macchina che mi potrebbe ingolosire. Però anche la Clio Gruppo A ti ha impegnato in diverse occasioni, mi sembra a memoria. Sì, ne ho fatte parecchie di gare con la Clio Gruppo A. È chiaro che gli anni salgono anche per loro, quindi non solo per me. La macchina forse più divertente sotto l'aspetto più facile da guidare. Quindi... Perché parliamo di vetture che sono degli anni 96, grosso modo 97, perciò iniziano a accusare una certa età. 94, sì, infatti ormai sono sulla soglia dei 30, quindi la differenza si sente molto. Però restano sempre veramente molto ma molto competitive. Questa è una sorpresa, forse sotto quell'aspetto lì sono le vere regine, perché in fatto di longevità sono le numero uno, le Clio Williams Gruppo A. Secondo me sarà la macchina intramontabile, una macchina che non perde valore, una macchina che qualcuno, senza far nomi in zona nostra, dimostra andare ancora al di sopra di tante altre macchine. Poi chiaro, c'entra anche chi la guida, ma
secondo Marco me... Zanier, possiamo dirlo, Marco Zanier, visto che ormai gli appassionati non solo comunque lo conoscono per quello che riesce a dare con una vettura che comunque ha un gap importante rispetto agli avversari, con delle vetture con più potenzialità, ma lui è sempre davanti anche al piancavallo top 10 assieme a tante vetture che hanno così una grande differenza di potenzialità. Senti, io vedo dietro alle tue spalle il tuo laboratorio, andiamo a raccontare cosa fai, c'è un plotter mi sembra dietro. Diciamo che negli ultimi 6 anni sono molto preso sotto l'aspetto adesivi o come qualcuno ha detto etichetti in friulano, e mi impegna molto, quindi oltre tutto l'aspetto realistico che appoggio la Friul Moto ed altri diciamo altri team, esatto. Quindi più tutto il resto del mondo dell'adesivo che mi impegna, quindi dai furgoni alle vetrine. Beh, sicuramente parzialmente sei comunque sempre collegato al mondo dei motori del rally, questo è importante, infatti tanti tuoi lavori nelle livree delle vetture li vediamo, ormai sei diventato quasi un abitué. Dunque noi ringraziamo Matteo De Sabato, grazie per questo dialogo in 2 parti, ovviamente un buon divertimento per il Rally della Carnia che sarà il tuo prossimo appuntamento, appunto, visto che segui avrai l'intero Coppa Rally di zona. Grazie mille, alla prossima. Un circuito polifunzionale, quello di Tolmezzo, che si presta sia sotto gli aspetti automobilistici, test, ovviamente guida sicura, ma non solo, ci sono anche le 2 ruote. Sì, ci sono anche le 2 ruote, in pista abbiamo anche le biciclette, abbiamo le moto e quindi con queste attività vogliamo insomma dare il segnale che la pista non è solo fatta per l'uso dei veicoli a motore, ma può essere proprio polifunzionale. Poi ci sono anche delle occasioni per dei team per testare vetture da rally principalmente, questo vuol dire anche una struttura che si presta. Certo, adesso abbiamo parecchi team, soprattutto in vista dei prossimi rally, che approfittano appunto del circuito per venire a fare dei brevi test sugli assetti o sulle posizioni di guida, e quindi insomma il circuito fa comodo perché permette appunto ai piloti di sistemare le ultime cose prima di partecipare appunto alle gare. Ecco, il programma per il periodo estivo, immagino che ci siano anche tante attività legate a quello che è la sicurezza. Certo, adesso ci stiamo organizzando per fare i corsi di guida sicura, stiamo organizzando proprio noi della gestione di pista di Tolmezzo i primi corsi di guida sicura, abbiamo sempre altre associazioni o altri enti che organizzano a loro volta i corsi di guida sicura affittando la giornata in esclusiva, e ci sono tante altre attività sempre sulla sicurezza stradale che vengono fatte qui nel circuito di Tolmezzo, a partire dagli eventi che possono essere per le persone diversamente abili e quindi anche sotto l'aspetto della beneficenza, oppure anche corsi di guida sicura per moto eccetera. Caratteristiche di questo circuito, a tuo avviso si presta in maniera generale o c'è nello specifico 2 o 4 ruote dove le caratteristiche si sposano meglio? Beh, sicuramente un pregio di questo circuito è il fatto di avere questo grande piazzale alle mie spalle, che è più o meno alle più o meno le dimensioni di un campo da calcio, e questo permette di svolgere delle attività soprattutto per la guida sicura anche al di fuori della pista. Contemporaneamente in pista si possono svolgere le attività proprio di guida sicura, come l'evitamento dell'ostacolo, la perdita di controllo del veicolo, la frenata sul bagnato, e diciamo che il circuito si presta un po' a tutte le attività. Sicuramente un piccolo allungamento farebbe più comodo per riuscire a svolgere ancora di più attività a 360 gradi su tutti gli aspetti. Vedo dalla tua maglietta che c'è anche l'occasione per provare le vetture stradali Track Day. Sì, sicuramente ormai sono già 3 anni che presso la pista di Tolmezzo organizzo dei Track Day appunto per dare la possibilità ai fruitori che non hanno auto da gara di utilizzare il circuito con le proprie auto stradali, anche per conoscerle meglio e quindi poi per trovarsi sulla strada appunto a conoscere il comportamento del proprio veicolo, e anche e soprattutto per dare la possibilità un po' a tutti, anche chi non può permettersi un'auto da gara, di divertirsi
con la propria auto stradale sul circuito. Per quanto riguarda invece le due ruote, ovviamente in questo caso parliamo di supermotard, che potrebbe così anche sposare questo tipo di percorso, o le classiche moto da pista. Immagino ci sia una sinergia con qualcuno. Certo, questa sinergia è appunto con il vecchio gestore Rivellini, che ringrazio tanto per la collaborazione che sta avendo con me, che sono un nuovo gestore, e appunto con lui stiamo cercando di puntare anche tanto sul discorso moto. Lui svolge tutte le attività per quanto riguarda le due ruote qui in pista, quindi a partire dai corsi di guida sicura ai corsi di guida sportiva o appunto ai track day anche per le moto. Beh, un'occasione anche per poter muovere l'economia di Tolmezzo, perché parecchie persone che vengono fuori creano chiaramente un indotto importante. Sicuramente, a partire dai benzinai fino ad arrivare ai ristoranti e anche in alcune occasioni ai piccoli alberghi o le strutture che possono ospitare delle persone per i pernottamenti. Quando facciamo gli eventi che magari durano l'intero fine settimana, sicuramente c'è un indotto, a mio avviso, importante, che coinvolge tutta la cittadina di Tolmezzo. Il sogno è chiaramente quello di poter ampliare questa struttura, allungarla. A tuo avviso l'ideale sarebbe arrivare a quanti metri totali? Beh, sicuramente un piccolo allungamento farebbe comodo per riuscire a svolgere, appunto, come dicevamo prima, 300-400 metri? Attività a 360 gradi. 300-400 metri potrebbero fare comodo quando si inizia ad arrivare ad una lunghezza totale di 1,3 km, 1,4 km, 1,5 km, come può essere un Franciacorta. Sicuramente diventerebbe un polo che potrebbe avere molte potenzialità. Ci sono dei progetti futuri, chissà se la nuova amministrazione potrà in un futuro creare nuove strutture, anche quella per l'abbattimento dei rumori. Beh, sicuramente speriamo che la nuova amministrazione investa su questo circuito, perché a mio avviso ha davvero delle potenzialità importanti. Primo intervento che abbiamo pensato sarebbe un terrapieno di circa 5 metri di altezza tra la statale e la pista, inerbato in modo da non avere impatto ambientale, che possa avere più funzioni. Prima di tutto abbattere il rumore percepito all'interno della cittadina di Tolmezzo. In via secondaria, ma non meno importante, togliere la distrazione dalla statale, perché i passanti che con le proprie auto affiancano la pista vengono sicuramente distratti nel momento in cui ci sono delle attività, e quindi possono crearsi incidenti. E in terzo luogo si potrebbe realizzare su questo terrapieno delle tribune, delle piccole tribune con dei posti a sedere, per mettere in sicurezza tutti gli spettatori che vorrebbero appunto guardare le attività che vengono svolte in pista.